Due tragedie nel giro di poche ore sulle montagne bellunesi, la prima nel Feltrino, la seconda in Alto Agordino. Sul Monte Copolo ha perso la vita una turista di Ravenna. La donna, infermiera di 54 anni, è morta precipitando in un dirupo e il suo corpo è stato individuato e recuperato alle prime luci dell'alba di stamani dall'elicottero di Trento Emergenza. Maria Cristina Zanellato era in vacanza con il compagno alla Mon. Ieri mattina era partita presto per un'escursione in solitaria. Attorno alle 12:30 la donna aveva mandato al compagno un selfie dalla cima del Monte Copolo, ma a casa non è più rientrata. Il compagno ha dato l'allarme che ha fatto scattare le ricerche, per le quali si è rivelata preziosa proprio quell'ultima foto inviata con il cellulare. Da quell'immagine i soccorritori sono risaliti a un escursionista fotografato assieme a lei. L'uomo ha raccontato di essere partito più tardi rispetto alla donna e di avere trovato lungo la discesa in cresta un cappellino e una bandana che aveva raccolto per riconsegnarli di persona, pensando che la turista li avesse persi. Una squadra di soccorritori accompagnata da persone del posto e da un soccorritore del soccorso alpino della Guardia di Finanza si è distribuita lungo i sentieri finché sopra un salto verticale è stato rinvenuto un bastoncino che apparteneva all'escursionista. Lungo la stessa verticale è stato ritrovato il corpo della donna, la cui salma è stata trasportata alla camera mortuaria dell'ospedale di Feltre. Pochi minuti prima delle 11 di oggi, invece, la seconda sciagura. Un pensionato milanese di 74 anni è precipitato dal sentiero che dal Monte Padon porta al bivacco Bontadini. L'anziano si trovava con una guida alpina e altri 6 escursionisti quando è improvvisamente inciampato finendo nel vallone sottostante. Allertati i soccorsi, in zona sono arrivati gli uomini del soccorso alpino di Rocca Pietore con il personale del SUEM. Il corpo dell'uomo è stato recuperato e trasferito nella cella mortuaria del cimitero di Rocca Pietore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per entrambi gli incidenti i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.